Scatman's World. Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, vai di PES, siamo contro il Carpi ragazzi. Questo è veramente un match salvezza da vincere assolutamente al Matusa, raga. Non ci sono storie, al Matusa si deve vincere, vai Fioi. Vai comandone, vai comandissimo. Queste sono le partite che se non vinci so cazzi, eh. Visto che Borello è ancora il Carpi qua però, eh. Attenzione Kofi, ai ai ai, gol di Kofi. Va in vantaggio il Carpi con Kofi. Dio santo. Subito gol dei bastardoni. Boriello, il Bori. Attenzione Boriello. Super gol di Boriello. Punisce Marco. 2-0 raga, stiamo prendendo un gol, raga. Bombe, signori. E mi lanciano ancora, questa volta è buono, però no, se la lunga, il come fa un bel passaggio. Rigore, grande veneziano, cosa si è inventato, l'ha passata all'ultimo, mi ha dato il rigore. Che furbo veneziano, che furbo, fio è furbo il Kuma. Ma non tira veneziano, è espulso anche il portiere, ti prego segnala. Gol! Siamo ancora vivi! Che hanno messo in porta però, scusate un attimo. Ah, bellissimo, hanno espulso anche il portiere, dai, un uomo in più abbiamo, dai. Vai, seconda frazione, adesso tutti insieme perché possiamo e dobbiamo pareggiarla con l'uomo in più. No! Ma non ci voglio credere, 3-1 subito. Di Gaudio, ma che cazzo di difesa abbiamo, Dio Cristo. Dai, offensiva. Incredibile. Pazzesco. Veneziano. Vai. Vai Longo, svegliati. Vai Longone, buttala in mezzo bene. Ciofari! Siamo anche sfigati, però. Niente, Benussi recupera. Dai, Diachite. Ma è finita purtroppo. Vabbè, dovremo lottare fino all'ultima giornata, lo sappiamo. Ciociara, molti cazzati Castellani di Empoli, dopo questa sconfitta scandalosa, anche con l'uomo in più col Carpi, dobbiamo assolutamente svegliare, ci dobbiamo svegliare, non ci sono alternative perché non possiamo permetterci di farsi sconfitte, cioè veramente, sono abbastanza incazzato, vaffanculo, perché ero convinto di fare un buon risultato in casa col Carpi. Vabbè, cerchiamo di recuperare fuori casa Empoli, dai. Veneziano, bel passaggio. Subito. Dai che non siamo partiti male, il Kuma la recupera molto bene. Calcio d'angolo, siamo partiti bene Fioi, siamo partiti bene. Bello, tira! E c'è il gol! Frosinone in vantaggio, grandissimo Longo. E Longo punisce. Bravo Longo. Stiamo giocando molto meglio. Ricordo Fioi che la classifica la facciamo vedere alla fine dell'ultima partita, quindi della terza. E così vediamo un po' come siamo messi. L'obiettivo è chiaramente la salvezza. Bellissima per il veneziano che la stoppa in maniera sublime. E il Kuma in aria. Bellissimo passaggio per Longo. Assist di veneziano e Longo punisce doppietta. Ottimo 2-0 raga. E grande assist di veneziano che stupisce il mondo. Il Kuma stupisce.
Mamma mia, il Cume è scatenato adesso, ma perché non avevo giocato così col Carpi? Di sinistro! Abbiamo proprio rapinata qua veneziano con un rimpallo. Peccato. Il Cume proprio di testa l'incornata sulla linea e la salvano. Mamma mia che tiro, che frosi raga. Che frosinone oggi. Ancora sulla linea. Ancora sulla linea, c'è il gol però grandissimo. Che è ancora lungo, che segnato? Tripletta di Longo ragazzi. Certo che mi hanno salvato il gol 2 volte di testa, che sfiga. Oh. Vabbè, è 3-0 però, grande prestazione al Castellani. Recuperiamo i 3 punti persi in casa col Carpi. No, non puoi buttarmi fuori però. Ah, meno male. Ecco, su PES 15 mi buttava fuori sicuro. Lo vedo molto migliorato. Ancora il Kuma che la recupera. Però è stanchissimo adesso, eh. Cosa ha fatto Longo, ragazzi? Triplettone storico per Longone. Forse mi cambia, poi no, non mi cambia, che sono veramente finito. Attenzione al Pulcia. Maccarone. Pulcia. Grande Leali ancora, più Leali, comunque ci ha salvato tutto oggi, eh. Aia. Non voglio prendere gol. 84esimo lui. No, ancora salvata. Anche Veneziano in difesa. Saponara. Il Sapo, buttala via, perfetto. Veneziano è troppo stanco, però non ci arriva. Laurini, Diachite molto bene. Buono, oggi ho paura che la Ciociara la cara a lungo, ma attenzione a Veneziano, Veneziano vuole il gol per la trombata finale. Tiro Veneziano. Non ci credo, sono distrutto, ma porca troia. Comunque, mamma mia, l'Empoli ha giocato malissimo, oggi. Niente, la trombata non ce l'ho. Non me la dà per un assist. Forse qualche preliminare adolescenziale, forse. Ragazzi, il turno di Coppa Italia, l'andata non ho giocato perché ero distrutto e 0-0 a Frosinone, adesso si va a Udine, speriamo bene, sarà dura però, sarà dura perché, no. A Udine non sarà semplice, però voglio passare, cazzo, dai, anche un 1-1 e passiamo noi. Speriamo bene. Dai fioi. La Team Cup dopo lo 0-0 di Frosi. E si va. Dai raga, proviamoci. Zapata, Duvan Zapata. Subito l'Udinese scatenata. Al nuovo Dacia Stadium. Veneziano purtroppo non riesce a prenderla, però poi la recupera, la riperde. Zapata. Attenzione, subito l'Udinese. No! Ti amo Diachite. Ti lobbo Diachi. Mamma mia quanto abbiamo rischiato, Fio. Grande Leale ancora, però è un momento di forma, Lea. Bellissima spondona per il Kuma che però non riesce a prenderla. Zappatone, ancora Diachi. Fernandes. Zapata, Zappatone, Zappatone, Terò. Non è che voglio passare in Coppa Italia, cazzo. Il Come fa uno stop sublime. Stop sublime di Veneziano e poi quel coglionazzo la perde. Grazie proprio. Terò. Qua le ali un po' a farfalle. Terò punisce subito. Le ali si incazza, ma...
Andate un po' a farfalle qua le ali, eh. Vediamo una cosa però. Mettete Bernarosi, Longo, ok. Dai, che comunque non è che mi tenete per la qualificazione, ci serve un gol. Peccato però, cazzo. Questo visto che è una partita da dentro e fuori, ce la guardiamo tutta, fioi. Sono i primi match dentro e fuori del Cume, questa diventa un figo. No, sti errori però. Comunque la Ciociara ha appena postato su Instagram una foto con scritto se il Cume fa passare il Frosinone mi può chiedere tutto quello che vuole. Ci provo, ma l'Udinese non è proprio una squadretta, eh. Cioè non è fortissima, però per il Frosinone, ragazzi. Anche l'Udinese è una squadra non da poco. Anche se il campionato quest'anno l'Udinese ha fatto veramente cagare. Anche il Dacia Stadium porta una sfiga, oh, ne hanno vinta una praticamente. Buono. Siamo al 31esimo. Bella questa qua, bella, bella, bella. Ah, speravo. Niente, dopo il Como la perde, porca trota. Volevo dare in profondità sulla fascia, invece non scatta il mio terzino, e dopo ho tergiversato e l'ho persa. Bello questo. I tour. Il Como, il primo passaggio. Bellissimo passaggio per Longo, che coppia Longo Veneziano, Longo! Non ci credo, ma si trovano Longo e Veneziano, raga, eh. Qua Carnezzis fa un rinvio di merda, ma non ne approfittiamo. Fallo. Tira, tiro, tiro. E c'è il gol! Gol del Frosi! Bravo Soddimo. Grandissimi ragazzi. Ma 1-1, questo è un gol pesante, eh. Questo è un gol molto molto pesante, non posso parlare forte perché mi rendo conto che è tardi, cazzo. E il Kuma la recupera di gran carriera, poi però i tour è dappertutto, i tour è dappertutto. 1-1, dai che ci siamo. In questo momento siamo qualificati al secondo, non so, agli ottavi, boh. Vai. È troppo lunga, troppo lunga, troppo lunga. Troppo lunga per il talentissimo. Dai che la sbagliano. Niente, che sfiga. Però stiamo pressando bene, stiamo. Buono. Ah, recupera Artù. No, questo non è fallo mai però, eh. Questo non è fallo mai, scusami, ma non è mai fallo. Niente da fare, ho tentato di recuperarla, ma è buono il fraseggio dell'Udinese. Buon fraseggio, Zapata. Ancora Duvan Zapata. No, vedi, posso far uscire io il portiere, però. Forse è là che ho fatto l'errore del gol, eh. Dai, fioi, però. Recuperiamola, bravissimi. Zappatone, roba nostra, roba nostra. Dai, teniamo duro, cazzo. Esce Ton mentre Paganini. Veneziano.
Non riesce a prendere, vediamo se riesce a scattare. È un po' stanchino, però. Siamo al 67esimo, manca ancora tanto. Occhio a Marchigno. Bravo Diachi. Occhio Fioi. Iturra. Marchigno. Zapata, Tero, roba nostra. Entra il Ciofa. Dai cazzo, un quarto d'ora abbondante, siamo passati, te prego. No, no, così, però no, così, ragazzi, no, così. Bravissimo come passaggio strepitoso. Passaggio strepitoso. Vai Longo! Ah! Per poco Longo ci portava a casa la doppietta. No, non ha segnato Longo, Soddimo ha segnato, scusate, raga, sono ancora fermo al triplettone che ci ha fatto contro l'Empoli. Buono. Il cubo di testa, palo! Non ci credo. Che palo che ho preso, porca puttana. Sono anche sfigato però, eh. Palo pauroso di veneziano. Però dai, non stiamo giocando male, eh. Sono soddisfatto. Mettono il cume qua, qua ha fatto una cagata venezianone, eh. Fioi un minuto e siamo passati però. Bellissima questa azione. Vai Cume, vai Cume. Tira di sinistro e non è... si vede che è ancora un piede scarso. Però tante occasioni, dai. Oggi si tromba alla grande, bene bene. E il Cume la recupera. Il Cume può ancora segnare. Non ci... No, Fioi, doppio miracolo di Carnezzis. Non ci voglio credere. Secondo è spaventoso, ma siamo passati, raga. Un saluto dal comandante veneziano, buon Frosinone e si gode.